I turisti sono diminuiti alle terme, la ripartenza sembra non coinvolgere il distretto del benessere ai piedi dei Colli Euganei. Secondo una stima fatta dal sindaco di Montegrotto Terme, gli arrivi sono calati dell'80%, soprattutto quelli stranieri, un settore già in difficoltà che ora si trova in seria crisi. Il comune cerca così di intervenire per dare un sostegno. Nel nostro comune presto verrà fatto un bando di aiuti concreti, soprattutto per chi deve pagare un affitto dei nostri commercianti e negozianti, e soprattutto siamo al fianco dei tantissimi lavoratori che in questo momento sono costretti ad essere a casa e non hanno uno stipendio. Nel frattempo gli albergatori di Federalberghi chiedono una misura estrema, come la possibilità di poter licenziare i dipendenti perché non riescono più a sostenere le spese se non verranno prorogati almeno fino a fine anno gli ammortizzatori sociali. Il peso non può ricadere sulle imprese, dicono, chiedendo aiuto allo Stato, aiuto invocato anche dagli stessi sindaci delle terme. Serve un'azione incisiva del governo che porti risorse, che dia a noi sindaci la possibilità di spendere le risorse che già abbiamo e che ce ne dia anche per strutturare delle politiche a favore dell'economia, a favore degli imprenditori, dei cittadini, degli operai e dei dipendenti, ad esempio delle strutture alberghiere. Nel frattempo i sindaci e le associazioni di categoria stanno cercando soluzioni per il rilancio del territorio. Stiamo liberando anche assieme al comune di Abano e a altri enti delle risorse per programmare delle campagne promozionali e soprattutto una rivisitazione del prodotto turistico che ci faccia trovare pronti, perché questa deve restare una parentesi, deve insegnarci tante cose, dobbiamo tenere duro per ripartire senza ripetere gli errori del passato.